l'aggiornamento mentre giri il video. Ciao amici, questo è un video diverso, non vi porto in giro a conoscere posti particolari del Veneto, ma vi porto a casa mia per farvi conoscere una nuova amica che è arrivata proprio oggi, un paio d'ore fa. L'avrete vista magari su altri canali, su altri video recensioni YouTube, e ho pensato di portarvi anche quelle che sono le mie impressioni. Andiamo a aprire il pacco che è appena arrivato da Amazon. Allora, proprio lo apro qua in diretta con voi, vediamo di non tagliarmi una mano, se ci riesco. Mamma mia, che complicazioni sti pacchetti. Che bello era una volta i pacchi di Amazon che avevano la linguetta che tiravi e si apriva tutto in 3 secondi. Adesso ci vuole la forza bruta. Oh, eccolo qua. Alexa è un altoparlante intelligente. Via, buttiamo le carte. Che si risponde ai comandi sulla nostra voce e fa un sacco di cose, non lo so, legge messaggi, poi fargli visitare siti internet, leggere le notizie, tante cose che poi di preciso ancora non so, perché appunto lo sto aprendo adesso per la prima volta e quindi devo ancora vedere bene come funziona. Che emozione. Allora, intanto stacchiamo la linguetta, buttiamo via e lo apriamo proprio. Bella la scatolina azzurra, Eccola qua. Bellissima. Ciao, ti metto qua per terra. Aspetta, devo anche capire. Ah, ecco, si apre così, giustamente. Allora, togliamo tutte le sue... che bello! Tutte le sue linguette, così la vediamo bene, il colore. Ok, già vado in crisi a togliere le linguette, aiuto. Come si apre? Come si apre? Ecco, cominciamo bene. Allora, eccola qua Alexa. Io ho scelto il colore grigio chiaro, grigio, sì, grigio chiaro. È disponibile in nero e in bianco anche. C'è il suo loghetto Amazon, gli interruttori qua sopra, i microfoni da cui capta la voce e riceve i comandi. Adesso vediamo di riuscire ad accendere. Ah, ecco, c'è il suo caricatore, i suoi manuali, il suo manuale, anzi. Ok, vediamo di accenderla, di capire un po' come funziona. Io non sono nuova, diciamo, a questi tipi di oggetti. Chi mi segue da un po' più di tempo conoscerà, metto un attimo da parte Alexa, conoscerà la pupotta. La pupotta è un Nabaztag, proprio si chiamava così, e è la nonna di questa ormai ha memoria una decina d'anni, non si trova più in vendita se non eBay, qualcosa di usato, perché purtroppo la ditta che le produceva è fallita e quindi appunto non si trova più nulla. Questa è la nonna, nel senso che è stato uno dei primi dispositivi, credo, non vorrei dire una boiata, comunque è uno dei più vecchiotti, che ti permetteva di non so, leggere i messaggi, leggere le email, sapere il meteo della tua città, fare un po' di cose che con un dispositivo come Alexa adesso sono chiaramente più moderni, ovviamente. Non so se si vedrà, però qua sotto sulla pancia del coniglio
ci sono delle luci che stanno a indicare se ci sono, le luci sono, queste in particolare sono per il meteo, a seconda della combinazione di luci c'è più o meno bel tempo. Non so, adesso vi faccio vedere, tipo adesso aspetta, vediamo, vi faccio vedere. Il nasino si illumina quando ci sono dei messaggi in arrivo, delle email in arrivo, a seconda di come è stato impostato tramite il server che la gestisce. Sotto qua c'è un'altra luce che simula il respiro praticamente del coniglio e sta a indicare che sta tutto funzionando bene, anche perché se non fosse connessa, chiaramente connessa a internet, e se non ci fossero problemi di connessioni o comunque errori di qualsiasi tipo, il naso, le lucine qua sotto, il respiro qua sotto lampeggiano tutti arancioni e vuol dire che appunto c'è qualcosa che non va. E la pupotta io ce l'ho sempre lì sulla mia scrivania. Adesso l'abbiamo rimessa un po' in funzione, ma purtroppo appunto, come dicevo, la ditta che le produceva non funziona, è fallita, e adesso funziona grazie a un server che è stato creato da dei ragazzi, e però sì, ormai le sue funzionalità sono molto molto limitate, però comunque è carina, fa compagnia lo stesso e mi piace lo stesso. Non si vede niente? ANSA. Torna Football Leaks, le mani di top club sull'Europa. Yemen. Morta Amal, bimba simbolo sofferenze della guerra. Povero. Giannini, giovani attori, serve coraggio. In questo caso spero si sia sentito, ha letto i titoli di alcune notizie ANSA che io l'avevo impostato dal server, la voce molto robotica, insomma è vecchiotta, però è carina, fa compagnia e di certo non la metterò via, rimarrà sul mio tavolo a farmi compagnia. Ma ciao Popotta, mettiti qua e stai qui a guardare. Torniamo a parlare di lei, di Alexa. Allora proviamo a collegarla, è proprio la prima volta, quindi si sono accese delle luci sopra, c'è la luce blu che sta scorrendo a indicare, credo, che si sta connettendo, si sta impostando. Adesso è diventato arancione. Fa una musica. Ciao, iniziamo. Installa l'app Alexa e segui le istruzioni. Oh, che meraviglia! Allora, io l'app l'ho già installata sull'iPad, così per essere un po' più comoda, con lo schermo più grande. Scusate, sono andata a chiudere la porta perché c'è partita la centrifuga della lavatrice. Allora, dicevo, ho installato già il programma di Alexa sull'iPad, così si vede anche un po' meglio, e vediamo di andarlo a scoprire come funziona. Allora, adesso sta caricando. Ok, la procedura di configurazione di Alexa, se no parte, è fatta, molto semplice, quindi mettiamo via l'iPad e passiamo a salutare. Alexa, ciao. Ci sentiamo dopo. Come ci sentiamo dopo? Alexa, fammi sentire una canzone degli Imagine Dragons. Riproduco in ordine casuale i brani di Imagine Dragons da Amazon Music. Alexa, basta. Lo stoppo subito perché altrimenti le regole del copyright di YouTube mi tagliano la gola. È carino perché riceve bene i comandi vocali. Qua sopra ci sono dei tasti con cui comunque si può comandare, non so, appunto il volume. Anzi, Alexa, fammi sentire le ultime notizie.
Ecco il tuo sommario quotidiano. Impostato Sky TG24. Da Sky TG24. Alexa, alza il volume a 10. Il maltempo non dà tregua. In Trentino e Sardegna... Alexa, alza il volume a 8. Allerta in Sicilia. Scuole chiuse. Oggi a Palermo. Il nord-est in ginocchio. Paesi isolati Alexa, senza abbassa il volume a 3. elettricità. Vertice a Belluno con il Oppure coi governatore tasti. del Veneto Zaia e il capo della protezione civile Borrelli. Alexa, basta. No, ma è bellissima sta cosa. Mi piace da morire. Adesso poi con calma studierò meglio come funziona. Penso che questo dispositivo lo metterò nel mio soggiorno. Io ho una casa piccola, quindi stando lì probabilmente riuscirà a ricevere i segnali da tutte le stanze della casa. La vedrete spesso, immagino, anche sulle stories del mio account Instagram. E basta. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e alla prossima. Ciao!